nuova puntata di Warm Up ed eccoci tornati, un'altra puntata di Warm Up. Sulle luci è l'ora di iniziare con Warm Up, l'Udinese sta per giocare, gli avversari li studiamo, le formazioni già pronte, tra tattiche tutti seguiamo ogni fronte. Stefano Alessandro vi portano al centro, dove ogni dettaglio diventa un evento, le parole del mister, l'ultima dai campi per la sfida imminente che accende gli animi rampanti. Gli animi rampanti. La tensione si alza, l'adrenalina sale. Warm up è la miccia che accende ogni finale. Ci pronti a vivere l'istante decisivo, con l'Udinese in campo, lo spettacolo è esplosivo. La tensione si alza, l'adrenalina sale. Warm up è la miccia che accende ogni finale. Tutti pronti a vivere l'istante decisivo, con l'Udinese in campo, lo spettacolo è esplosivo. Lo spettacolo esplosivo. Lo spettacolo è esplosivo, ritorniamo finalmente a parlare di campo, di calcio, di Serie A e lo facciamo oggi con un quartetto d'archi. Partiamo dal nostro cigno bianco, Stefano Pontoni, come stai? Oggi mi vesto di gelataio. Da Così sei gelataio, contento. oppure come nella cultura giapponese in lutto per l'avversario di domani. Basta, sto esagerando. Diamo intanto proprio così, mi devo calmare perché sennò non andiamo più da nessuna parte. Io mi chiedo, ma tu cosa prendi prima di venire in trasmissione? Però questa era geniale. Cioè, stai questa peggiorando. Questa era geniale, questa era geniale. Alessandro Di Leonarda, come stai Alessandro? Tutto bene? Ciao a tutti. Che poi ha scoperto il soprannome che gli diamo, però questo è per dietro le quinte. E il super tifoso che verrà con noi in trasferta domani a San Siro per Milan Udinese, Andrea. Ciao Andrea, come stai? Ciao a tutti, benissimo, grazie. Perché Andrea è vestito da Inter? Andrea Sei ha un da po' Inter? cambiato ha un po' cambiato l'outfit così si per deve vendicare, lo fa con me. vedi? No, perché? Perché ritorna al campionato, finalmente ritorna una partita molto interessante, Posso quella col dirti? Milan e Ma adesso basta vai. la nazionale, basta. Cioè, dopo fra 20 giorni di nuovo una sosta, io non ne posso più. Cioè, bello tutto che vuoi, ho giocato Luca, che palle la nazionale. Dai. Sai perché? Perché una volta una persona riguardo alla nazionale aveva detto questo qui. Vabbè, chi se ne frega, è importante che vinca l'Udinese. Quindi questo è un po' il nostro mantra di redazione e quindi l'avevo preparata insomma, ma non con lui. Infatti mi ha servito un assist a caso, io ho detto boh, la tirerò a fine puntata. Mi ha servito, no, ti giuro, è vero, mi ha tirato l'assist a caso, ho detto beh, la tiro fuori subito e andiamo avanti. Andiamo avanti come? Andiamo avanti con una partita che è bella particolare, perché parliamo un attimo del Milan. Che clima che c'è a Milano, no? Cioè mi viene da pensare questo, no? Piove? Oggi, a parte il pioverà, Andrea, ti avviso, Sì, quindi portati l'ombrello e tutto. A parte il clima, c'è una situazione un po' complicata, no? Sì, Ecco, come quando siamo andati a Roma, c'era una situazione complicata. Ecco che parte Poi sappiamo subito. com'è finita. Però prima di parlare del Milan, andiamo a sentire cosa ha detto Fonseca, no? Perché Elio ci dice avete messo la borraccia, Elio la borraccia la teniamo per il lunedì, ecco perché. Borraccia è un cimelio, chi vuole può anche provare, lanceremo presto un'asta. Stavo un merce, una linea di borracce rotte da Elio. Un'asta, una cosa, un pezzo unico dalle grandi case d'asta europee. La borraccia col bozzo di bozzo. La bozzraccia. Chi la vuole, accettiamo offerte. Ascoltiamo cosa ha detto Fonseca per capire anche un po' il clima del Milan e poi dopo cominciamo a parlare della partita. Perché se abbiamo qualche problema non mi frega un caso il nome dei giocatori. È quello che io faccio sempre. Per me quello che è importante in leadership, non guardare per lato quando esiste il problema, attuare immediatamente, è quello che io faccio. Frontalmente, direttamente con la squadra, con i giocatori che hanno sbagliato. Non lo vedo molto tranquillo. No, poi sai, per iniziare a rispondere alla domanda dici, passatemi il termine, scusate, ma è per far capire, cito le parole di Fonseca, del nome che hanno dietro me ne frega un cazzo, quindi capisci che forse anche un po' di nervosismo proprio dall'allenatore, cioè, no? E arrivi una partita dove... Ma guarda, c'è la sensazione che
spalle. Non è neanche una sensazione, penso sia una verità che gli abbiano mezzo spogliatoio girato alle spalle. Non è mai piaciuto Fonseca, cioè non è mai piaciuto all'ambiente Milan fin dal principio, perché l'ambiente Milan si aspettava tutt'altro tipo di allenatore, erano stati chiacchierati, no, tanti altri nomi, poi è arrivato Fonseca che era quello con meno appeal rispetto a quelli citati, e quindi già nasceva male in estate. Poi il rapporto con quelli che sono a tutti gli effetti i senatori del gruppo, Teo Hernandez, Leao, e tu mi dirai ma come fanno ad essere senatori del gruppo quelli lì? Però sì, effettivamente sono i senatori del gruppo Milan, non si è mai acceso, quindi cioè non si è mai respirata una bella aria quest'anno al Milan, anche perché poi c'era la questione Ibrahimovic, vado, non vado, sparisce, no, sono in ferie, il campionato era iniziato, risultati che non arrivavano, e vincere il derby sembrava essere stata la risoluzione, no, che spazzasse un po' tutte le nubi di tempesta che sono tornate poco dopo. Quindi io credo che l'ambiente Milan sia una pentola a pressione pronta a esplodere da un momento all'altro, che solo i risultati tengono ferma, però rispetto alla Roma, che Andrea ha citato la Roma, mi sembra essere qui una settimana prima, cioè quando ancora la Roma aveva De Rossi in Doveva panchina. esplodere la situazione. Ovviamente quando c'è stato il cambio, noi siamo andati a giocarcela con Juric, però il cambio era già stato fatto, c'era già diciamo un po' quella tensione, no? Si era allentata perché era cambiato l'allenatore, e tant'è che poi, come hai visto, nonostante la protesta di 30 minuti, tutto l'Olimpico non era contrario. Sì. Io mi aspetto un Milan che, sai, al primo errore, alla prima cosa che non gira, il pubblico inizierà, dico io, inizierà a fischiare, Fonseca nervosissimi, i giocatori che non hanno quella mentalità Milan, cioè sono fortissimi i vari Leao, però non hanno quello spirito, no? Quella mentalità. Sono giocatori di talento, di classe, ma discostanti a livello mentale, no? Anche lo stesso Leao. Leao potrebbe essere un giocatore clamoroso se avesse la testa sempre focalizzata sulla partita e non su tutto il resto. Quindi è un ambiente che non ha pentola a pressione. Fonseca è tirato nel mezzo, perché secondo me Fonseca è anche un ottimo allenatore che fa giocare bene le proprie squadre. Mi ricordo la Roma, che la Roma secondo me, quella di Fonseca, è quella che ha giocato meglio delle ultime che abbiamo visto, ancora meglio di quella di Mourinho, meglio di quella di De Rossi, cioè, però al Milan non ci sta azzeccando nulla. Sì, come hai detto molto bene tu, non sempre un derby ti svolta la stagione, e quindi passo ad Andrea, poi dopo sentiamo Alessandro. Che Milan vi aspettate voi? Ma non sono d'accordissimo con Stefano, nel senso che sì, è vero che il Milan sembra un po' in crisi, però non mi fido. Non mi fido perché da quello che ho letto anche sui vari giornali, tra cui la Gazzetta, c'è questo Ibrahimovic che andrà negli spogliatoi, che chiederà unione, pretenderà, e forse proprio per quello che è l'ambiente, per quello che è la tifoseria, Leao. Secondo me sono preoccupato, perché poi ricordiamoci che l'Udinese storicamente ha sempre fatto tornare in vita gli avversari, quello che non segnava mai ha fatto il gol, quello che era in crisi ha tornato a segnare, quello che doveva fare il primo gol in Serie A ha segnato, la squadra che perdeva da un sacco con noi ha vinto. Quindi la prenderei molto con le pinze. E poi ricordiamoci che non c'è Thauvin. Thauvin per me è il 60% della forza in attacco dell'Udinese, perché collega centrocampo con le azioni pericolose, e non per niente da lui sono nati molti degli assist dei gol di quest'anno. Non mi fido e sinceramente firmerei per un pareggio. Firmeresti per un pareggio? Ti Sì. sbilancia adesso così? Sì, subito. sì, sì. Ale, questa Udinese senza Thauvin va a affrontare un Milan in difficoltà. Cosa ci dobbiamo aspettare di vedere? Perché è un po' quello, cioè sia dal punto di vista udinese che udinese ci possiamo aspettare di vedere, perché anche conscia della situazione del Milan ci possiamo vedere un'Udinese più aggressiva, un'Udinese che magari prova a far lei la partita, oppure, a proposito, perché il Milan è una bomba che sta per esplodere, meglio un attimo capire, contenere, avere equilibrio e poi sfruttare gli episodi, le occasioni che verranno.
Ma io sono d'accordo con Stefano perché il momento di difficoltà è palese sotto gli occhi di tutti e secondo me è vero che San Siro è San Siro e il Milan è il Milan, ma se c'è un momento in una stagione in cui affrontare il Milan, forse questo è il migliore per tutto quello che sta succedendo e per il fatto che non si sa se cambieranno allenatore, ma a differenza della Roma non è ancora successo, quindi potrebbe essere questo il momento decisivo. È un gruppo che secondo me è in una situazione opposta rispetto a quella dell'Udinese, Sì. perché da un gruppo magari non compatto e che poi ha trovato, grazie a Runjaic, un equilibrio e una serenità di spogliatoio, si è passati a un gruppo campione d'Italia, che negli anni, è vero, non ha poi rispettato le aspettative, ma anno dopo anno ha avuto sempre meno compattezza fino a domani, no? Secondo me è una partita che possiamo pensare di far bene. Chiaro che il pareggio sì, a San Siro non è mai male, però io non mi sbilancio, ma dico che possiamo insomma sognare, perché se c'è un momento per farlo, dato il nostro momento e dato il momento del Milan, è proprio domani. Questo è il momento migliore, farlo anche senza Thauvin. È ovvio che sono d'accordo però anche con Andre, perché Thauvin, cioè andare a Milano senza Thauvin, ovvio che recuperi Lovric e Pajero, che comunque è tanto, però senza Thauvin perdi potenziale offensivo, no? Vedendo poi anche quello che è stato il rendimento, no? Un po' un divago di Brenner e Kellenkamp, che non è proprio un attaccante, no? Tant'è che domani probabilmente giocherà da mezzala. Chi ci gioca davanti se non c'è Thauvin a dare quella qualità? Io scommetterei sulla gioventù, scommetterei su Iker Bravo per anche la garra, no? È un po' questa passamela, questa cazzimma di andare a affrontare un po' a testa leggera al Milan, no? Perché parlandoci anche con Iker Bravo, è uno che non si spaventa di niente. Cioè, questo qua ha giocato già nel Real Madrid, già si allenava con grandissimi campioni, è stato al Leverkusen, quindi lui è abituato a certi palcoscenici, anche se non li ha mai calcati direttamente. Però se tu sei il Real Madrid e da giovane a 16 anni ti alleni già con certo tipo di giocatori, è ovvio che non ti spaventa sicuro andare a San Siro, anzi sei motivato. È l'MVP dell'ultimo europeo, io farei una scommessa, un azzardo, punto tutto su Iker Bravo, perché rispetto a Brenner sente meno queste partite o magari le sente in maniera più positiva. Brenner effettivamente è un attaccante ancora emotivo, perché se non riesce ad accendersi nelle prime azioni che fa, se non gli girano bene, se non gli gira subito bene la partita, poi si spegne, si nasconde e non lo vedi più, come è successo contro il Lecce. Quindi coppia d'attacco per me, per andare a sostituire Thauvin, in attesa poi del ritorno di Alexis Sanchez, che sembra ormai imminente, no? Oggi Runjaic è uscito alla scoperta dicendo ormai il Nino sta sempre meglio, presto è imminente insomma il suo ritorno in gruppo, avremo anche il Nino Maraviglia, in attesa di avere il Nino Maraviglia, che secondo me assieme a Thauvin alza la qualità in maniera impressionante dell'attacco, però in attesa che lui ci sia e che rientra che Thauvin, mi giocherei la carta Iker Bravo. Su Thauvin dico una botta al costato. Allora, o c'è qualcosa che non ci viene raccontato, perché ufficialmente ha una botta al costato, o una botta al costato non può tenerti fuori effettivamente così tanti giorni. Il 9 di ottobre l'Udinese ci dice Thauvin sta meglio, si sta allenando, siamo al 18 di ottobre, 15 giorni dopo, e scopriamo che Thauvin non viene neanche convocato. Io su questa cosa sono un po', permettimi, amareggiato, perché ma voi non riesco a capire, no? Anche cioè, gli infortunati nostri ogni volta che sono infortunati non hanno mai nulla e poi si tramutano in infortuni di mesi. Allora, se sono poi infortunati veramente, è meglio dirlo subito, perché poi si crea, no, tutto questo detto, non detto, fatto capire, non fatto capire, misterioso, che poi non dico, cioè crea solo malumori, no? Invece non c'è nulla di male. Se Thauvin si è fatto così tanto male al costato da star fuori un mese, è chiaro, basta dirlo. Invece dire che sta bene, che c'è, poi non lo vedi contro il Lecce, non lo vedi contro il Milan,
quando tornerà, oggi Rune ha detto non ho tempistiche, non posso dare tempistiche perché sente ancora tanto dolore, io mi chiedo perché, cioè, faccio molta fatica, Ma voi ecco, che a capire. vivete gli No, allenamenti, vivendo gli si sta ambienti. si sta allenando? A Allora, parte, non si è allenato il 9, l'Udinese ha detto, fatto sapere che si è allenato. Si è allenato a questo punto a parte, non il gruppo, perché Rune ci ha detto non si è mai allenato in gruppo. Quindi dal 9 al 18, oggi siamo che giorno siamo? Il 18, no? Sì, il 18, vuol dire che si è allenato sempre a parte. Io il giorno che c'è stato l'allenamento aperto, effettivamente non ho visto Thauvin. Ho visto Pagero, ho visto Lovric allenarsi a parte, ma non ho visto Thauvin. Però dal giorno in cui siamo stati a vedere l'allenamento aperto oggi sono passati un po' di giorni. Una botta al costato, ovvio che fa male, il costato è una parte delicata che muovi sempre, puoi accusare dolore, però ragazzi, cioè, se nei dilettanti con una costola rotta c'è gente che ci gioca, magari con l'infiltrazione e tutto, Thauvin se ha soltanto una botta al costato, perché sta fuori un mese? Domanda, lascio lì. Ma un po' è quello che ci avevano anche raccontato, come simile a Sanchez, che si sperava entrasse con l'Inter, e invece domani ci sarà il Milan e non entra ancora, e chissà quando lo vedremo. Speriamo col Cagliari, almeno magari uno stralcio di partita. sì, come un po' dice anche le persone della chat, Stefano dice non basta la mancanza di Thauvin per giustificare una non vittoria. Occhio, per cui dice siamo una roda super attrezzata, domani si vince, punto. Cioè non è che allora con Thauvin possiamo permettere di dire boh, ci stava a non perdere. Stefano, io ti voglio benissimo, 1 perché condividi il nome con me, 2 perché anch'io parto sempre fuori da lì, però occhio, cioè il Milan è il Milan. Sì, prendiamolo con le dovute proporzioni, non andiamo a giocare con la Pergolettese, andiamo a giocare col Milan a San Siro. È vero che è un gruppo che è tutto un casino, è vero che Fonseca ha più un piede fuori dal Milanello che dentro, è vero che avranno la testa alla Champions dove nelle prime 2 non hanno vinto ed è obbligatorio col Bruges fare punti. Attenzione, dovute proporzioni, gioca al Milan. Milan ha dentro Pulisic, Leao, Fofana, Reinders, cioè ha uno squadrone comunque, cioè una squadra attrezzata per stare nei primi 2-3 posti. Io non, cioè, vediamo che partita esce fuori, però non è mai facile, serve sempre un'impresa per battere il Milan. Dobbiamo fare la partita perfetta, non è che il Milan abbiamo fatto, adesso ogni partita è una storia a sé, ma abbiamo vinto con una gran punizione contro il Lecce senza fare una grossa partita, andiamo a Milano, non sarà assolutamente facile. Però sarà un Milan rivoluzionato, perché le parole di Fonseca non sono passate inosservate, anche le scelte di formazione sono particolari, tralasciando la squalifica di Teo Hernandez che non ci sarà, Leao potrebbe partire dalla panchina, giocare Occo a fare il suo posto, e in difesa vedremo, vabbè, a parte Maignan in porta, dietro Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Terracciano come terzino sinistro adattato, Fofana e Reinders, ho citati prima Stefano in mediana, Pulisic, Chukwueze e Okafor dietro Morata. Quindi comunque anche l'esclusione di Leao dal primo minuto è una partita, ok, uno può dire sì, ma c'è il turno per la Champions. Secondo me nessuna squadra fa sti calcoli così, soprattutto quando arriva probabilmente la rivelazione del campionato a casa tua a giocarsi una partita da una posizione di classifica favorevole, perché è più avanti del Milan, paradossalmente. Quindi paradossalmente non sarà mai l'Udinese la favorita a San Siro, però se andiamo a mettere sulla bilancia le cose, e come abbiamo parlato fino adesso, i momenti, l'entusiasmo delle due squadre, come dicono anche per esempio dalla chat, no? Che volevo rispondere alla domanda che mi avevi fatto tu, e come dice Lorenzo, quest'anno abbiamo tante soluzioni di qualità e quindi possiamo permetterci che guariscano per bene i giocatori infortunati, quindi attendere un po' di più, magari come per esempio tu dicevi di Sanchez, no? Attendere quella settimana in più che necessita per farlo rientrare a pieno, piuttosto che come era l'anno scorso, che Pereira ogni volta che stava bene, boh, però, dai, sforzati, entra dentro. Cioè, capito? Anche un po' quello, è cambiato proprio la situazione. Abbiamo tante soluzioni, abbiamo una rosa ampia, ma non abbiamo il sostituto di Thauvin, perché a mio avviso il sostituto di Thauvin è Sanchez ed è fuori anche lui. Quindi in questo momento, in quel ruolo lì, con quella classe lì, con quel talento lì, abbiamo solo Thauvin. E chi sarà il talento? Lo dico ad Ale, secondo te, chi allora, come vorresti vedere questo Udinese, che ovviamente un po' deve cambiare, sia perché molti rientrano negli infortuni, è rientrato Giannetti, è rientrato Lovic, è rientrato Pagero, Christensen è ritornato per settimana, quindi già un po' di infortunati sta recuperando, ma perché soprattutto continua a mancare Thauvin. Quindi a quel punto di vista lì, chi ti aspetti di vedere al suo posto?
O Ma chi vorresti? sai, secondo me è indubbio che ci perdiamo senza Toven, però possiamo guadagnarci nel senso che è il momento per i nuovi e per i meno nuovi, ma di fatto ancora nuovi come Brenner, perché non l'abbiamo ancora inquadrato, quindi è come se fosse arrivato anche lui quest'anno, Sì. così come Iker Bravo ed Ekkelenkamp. È il momento per i nuovi per mettersi in mostra, perché prima o poi devono farlo, e quale occasione se non quella dal primo minuto? E Perché puoi poi... farlo, ma se c'è Toven lo puoi fare dal 70° in poi, no? Sì, sì. Che occasioni hai? Adesso puoi entrare dal primo minuto e dimostrare effettivamente che un posto da titolare te lo puoi guadagnare, perché c'è un posto nei due dietro a Luca in palio ogni settimana di fatto. Mhm. E quindi tra Iker Bravo, tra Ekkelenkamp, tra Brenner, insomma, questa è l'occasione giusta. Chiaro che poi tornando Toven, tornando Sanchez, lì probabilmente le scelte saranno quasi obbligate per Runjaic. Però secondo me, come diceva Stefano, se Bravo avrà l'occasione dal primo minuto, è uno che ha sempre dimostrato qualcosa nel poco tempo che ha avuto, a differenza di Brenner che il tempo Anche giocando tanto, dici. esatto, ha dimostrato ben poco. Quindi secondo me è una buona occasione questa. Ma sai che mi è venuto un lampo? Ma perché non un attacco pesante subito? Davis più Luca. È quello che volevo dire io. E io ti faccio la domanda, e al 60° cosa fai? Metti dentro, Perché io capisco... metti dentro Giocatore. Bravo. Metti, e chi togli? Davis, perché non ha più i 90 minuti. Ma Potrebbe perché non ha essere. più, no? Cioè, E tieni Luca per 90 minuti a far Davis sportellate con Davis Tomori e Gabbia. Davis è 2 anni che non ha i 90 minuti. Ma io quando lo vedo, ho visto in allenamento da vicino, mi è sembrato che correva di più, che stava meglio di tutti negli allenamenti che ho visto io. Secondo me questa è una favola che ci raccontiamo noi, che non ha i 90 minuti. Cioè è una favola che è cioè quella classica leggenda metropolitana che ormai è passata, e quindi Anche, Davis esatto. non ha più i 90 minuti. Chi lo ha detto? Davis allora, perché sono scusa, 2 mesi che si allena. ma se tu hai allora l'attaccante più forte che è in rosa è Davis e Luca è un altro attaccante, perché non li mette mai e deve sempre fare Ma la staffetta? probabilmente per i motivi di cui No, proprio no, tu ma se la avevi detto le volte precedenti, cioè avendo un impatto, cambiando la Bravo. partita negli Ma ultimi no, 30-40 minuti. Però uno dice, no, è giusto quello che dici, però preservo. uno dice, no, ma allora a sto punto vale metterli subito e la risolvo prima la partita, no, ci sarà anche quel ragionamento lì, ma io dico, no? Ma allora è ovvio Ma che è il ragionamento che avevo Toven, fatto a Roma. con Toven o altri fai quel ragionamento lì, ma in assenza di Toven, con Brenner che non la ingrana, cioè il ballottaggio Iker Bravo Davis, cavolo, se fossi allenatore andrei a dormire, avrei più di qualche dubbio. Detto che a me piace Iker Bravo e come ti ho detto in apertura lo metterei dentro senza paura, perché a 19 anni sto qua già, insomma, già passami le palle per poter andare a giocare a San Siro. Però occhio che c'è anche Davis, e Davis non è una riserva, non è una soluzione di ripiego, no, per me è un giocatore veramente valido. Secondo me su questo Rooney c'è stato molto chiaro fin da subito, addirittura da Bologna-Udinese, quando li aveva messi assieme, l'Udinese aveva un po' cambiato l'inizio della partita con loro due contemporaneamente. Lui ha detto, al momento, siccome Davis non sta bene, non possono mai giocare assieme. Punto. Potranno giocare un frangente della partita. Gliel'ho chiesto anch'io dopo il Lecce. Ho detto, quando è entrato Davis, che a metà partita avete visto? Allora l'attacco pesante, lui mi fa, ma non posso, perché Davis... Allora, se l'allenatore mi continua a dire così, che è l'unico che li vede tutti i giorni, io tendo a capire che Davis probabilmente non è ancora in condizione per farti 90 minuti ad alto livello. Allora dice, se Davis mi fa ad alto minuti mi fa 60 minuti ad alto livello, allora preferisco, come dicevamo prima o come dicevamo anche le altre volte, alternarli. Perché? Perché se gioco col Milan li metto entrambi. Il Milan metti che è in giornata, arriva al 60 mi sta 0-0, sta 1-0 a Milan, devo provare a recuperarla. Chi metto? Bravo? Sì. Tolgo Davis e quindi mi tengo Luca 90 minuti a fare sportellate. E poi se devo provare a cambiare qualcosa, chi metto? Cioè, capito? Non mi cambia niente l'attacco, non mi cambia il peso d'attacco, anzi, paradossalmente tolgo meno uomini da dentro l'area, perché Bravo viene più a cercarlo, a legare il gioco, e poi, capito? Quindi io penso ragioni anche sui 90 minuti e coi cambi, perché al giorno d'oggi, nel calcio moderno, devi ragionare purtroppo sui cambi, capito? Cioè, devi ragionare col fatto che con 5 cambi puoi cambiare metà giocatori di movimento. Però Davis non è una soluzione Vi faccio io una domanda, perché non ho letto le varie anche informazioni. Vi aspettate
Io mi aspetto un 3-5-2 o un 3-4-1-2. Io mi Per aspetto un 3-5-2 un proprio perché 3-5-2 c'è l'assenza di Thauvin. perché Con sei a Milano. Thauvin ragiono un Vedi, come dice 3-4-1-2. Stefano, che oggi Stefano io e te andremo d'accordo contro tutti gli altri. 5 cambi, 6 titolari, Davis ti spacca la partita, sempre. Ok? È il nostro Massaro, giusto per fare Stare in tema Milan. un paragone esatto in tema Milan. Parlavamo di formazione, andiamo a vederla un po' sta formazione, perché è un Udinese che cambia, inevitabilmente, è un Udinese che cambia anche il suo assetto, anche se in realtà non lo sta cambiando, perché prima di leggere la formazione rispondo alla tua domanda, Andrea, è un 3-5-2, un 3-4-2, in realtà l'Udinese da Parma, quindi Parma, Roma, Inter e Lecce, sono 4 partite di fila che inizia col 3-5-2, perché? Perché trova più equilibrio. È solo una questione di equilibrio. Lui dice, con questo modulo qua ho visto che i miei giocatori si esprimono meglio, hanno più equilibrio, e anche gli stessi centrocampisti che dicevamo da luglio, Pagero, Lovric, devono tutti imparare a fare un nuovo ruolo, e evidentemente è talmente complicato per loro, richiede talmente tanto tempo imparare a fare il mediano, che gli conviene giocare con un giocatore come Kellenkamp, che è una mezzala. Fino all'arrivo di Alexis Sanchez. No, ovvio, adesso Che stiamo poi parlando Alexis della Sanchez e Thauvin, se situazione. stanno bene, chi si lasci fuori? Uno dei due? Io non lascerei fuori No. nessuno, gioco con E con quindi due. Davis poi non deve più giocare titolare Che quella me volta. ne frega, ma No, stai l'unica- zitto. L'unica cosa è Oh, che buttategli il microfono. io la partita più netta, mi viene da dire come termine, in cui abbiamo visto che l'Udinese pressava e abbiamo giocato col 3-4-1-2, era quella con la Lazio. Se poi torniamo al 3-5-2, il messaggio che ricevo è che non vuole No, pressare ma più così tanto, che attende. Andre, è ovvio È che anche una vai- questione di uomini, secondo me. attenzione, è una questione di uomini, come ha detto Ale, finalmente ha detto una cosa giusta. Grazie, Omino Michelin. L'eterno 3-5-2. Ma ci piace, ci piace. Però il discorso è che è anche una questione di che avversario trovi. Cioè andare a San Siro, è vero che il Milan ha tutto quello che volete, però andare a San Siro, andare a provare a prenderli alti, a giocare d'attacco, non credo che l'Udinese e Rune avevano ancora il coraggio e la testa per proprio farlo. Magari ci arriveremo, però sai, per arrivare a quel punto lì che vai a San Siro e te la giochi veramente in attacco. Ma bravo, credo l'avete che inserito serva- voi o No. è la formazione che ha diramato la società? No, vabbè, società, è presto, Sì, sono esce 24 ore. un'ora prima Vostri dell'inizio desideri. della partita. No, questa è la probabile formazione, no? Che adesso commento assieme ad Ale, no? Perché ritorniamo al 3-5-2, ma cambia, no? Perché cambiano gli uomini. Giannetti torna e si riprende un posto titolare, molto probabilmente al posto di Touré, ok? Anche per una questione di esperienza, di anche Biol con chi è più abituato a giocare, perché il problema che ha messo Biol post Lecce, dice, ed ha messo chiaramente, cioè il mio calo è stato anche dovuto che non conoscevo più i compagni che avevo al mio fianco, cioè erano nuovi, dovevo capire i loro movimenti, come adeguarmi a loro, di conseguenza ho fatto anche io molta più fatica a difendere di gruppo, di reparto, perché mi cambiavano i compagni. Prima avevo Giannetti e Perez per tutto l'anno, andavo in memoria. Cambiandomi ho fatto più fatica, quindi Giannetti anche penso per una questione per aiutare più Biol tornerà titolare, e Cabasele anche per una questione di esperienza giocherà al posto di Touré. Sugli esterni è il grande dubbio, perché sugli esterni abbiamo a destra Zibue, perché al momento Sappiamo che non lo cambierà mai. non lo cambierà mai, Ale, non lo cambierà mai. A sinistra, ballottaggio Camara-Zamura, che Zamura è stato l'eroe che non ti aspettavi, no? Del Lecce, però Camara ti dà equilibrio, no? Ale, anche lì forse una scelta in base anche all'avversario, avere un po' più di equilibrio, un po' più contenere magari nella prima parte di gara, mettere più un Camara, e poi se devi provare a creare quel guizzo in più, metti un giocatore come Zamura. Io invece cavalcherei l'onda Zemura per il momento. Mi cavalcheresti l'onda Zamura. Quindi Sì. se tu fossi Runic, Sì. questo 11 cosa cambieresti? Zamura per Camara? Sì, solo questo. Solo questo? Solo questo perché, come hai detto tu, Kellenkamp è un giocatore chiave in questo passaggio da 3-5-2 Sì. a 3-4-2-1, perché sai che volendo può avanzare di posizione, e sei coperto perché è Pagero che corre per 2. E quindi insomma Carson non si tocca. Carson non si tocca assolutamente. Izibue, Stefano me ne vorrà, ma non si tocca. Io sono Lebraf? Sì. No, io la penso più come Stefano, però non si tocca. Camara secondo me è una certezza che però possiamo aspettare dal 70°, perché secondo me l'onda Zemura va cavalcata per il momento. Quindi che sta avendo tu preferiresti ragazzi. vedere anche dal primo minuto Sì. Zemura che mi fa le due fasi, quindi Perché anche lui è offensiva, e questo- poi mi torna Esatto. a chiudere Ciukwueze. Perché anche per lui, come per gli altri, è questo il momento dell'esplosione. Quindi vediamo adesso veramente se è lui il titolare o se lo è Camara, perché poi Camara quando entra fa bene e lo sai.
Prova adesso che sai che sta bene Zemura. No, ragazzi, da quel lato lì cioè, anche a me stuzzica tenere Zemura, però vado anche a pensare che da quel lato lì Milan spinge, c'è Pulisic. Cioè, le pause difensive che ha Zemura, le lacune difensive viste anche contro il Lecce, perché bella la punizione all'incrocio, ma se non ci fosse stata la punizione usciva con un 5 in pagella netto. Poi anche l'errore davanti alla porta, che però mi hanno riferito, perché io qua mi appoggio al mio mentore, il mio padre fondatore, di cui anche grande calciatore, che è stato a un passo dall'esordire in Coppa Italia. Guarda, tu sei a un centimetro Adesso mi da viene. finire a... No, comunque è stato, tu che tu sai dove vai sì, a finire. tu che hai giocato, no, tu hai giocato ad alti livelli a calcio più di me, no? Altissimo. Vabbè, comunque hai fatto una carriera da calciatore più lunga e a livelli superiori rispetto a quello che ho fatto io. Mi hanno detto che quel colpo di testa sbagliato a Zemura non era così facile da centrare la porta, per sia la dinamica del cross sia per lui che arrivava in corsa che la palla era alta. Mi ha detto non era così, era più facile, ok? Cioè tirarla così come l'ha tirata lui che centrare la porta. E io ho detto, guarda, a me sembrava facile, però magari chi ha calcato più i campi mi dice, guarda che in realtà... Chiedo a Stefano se in quel momento allo stadio la pensava così. Guarda, ho pensato, guardato la traiettoria, mi sono chiesto la balistica, dai, 2 metri dalla porta, ragazzi, di testa, cioè va bene tutto, ma 1 metro dalla porta Serie A, lì è gol, dai. Tornando alla formazione, Andrea. No, io invece stavo facendo dei ragionamenti. Sì. A me. Allora, torno alla partita con Lecce. Il primo tempo contro il Lecce non mi è piaciuto, perché? Perché se vi ricordate, l'Udinese era con gli attaccanti a centrocampo e giocavamo con la squadra corta ma all'indietro. Il Lecce era un po' salito e avevamo, perché abbiamo visto che il regista in queste ultime partite lo fa Biol, e Biol gioca tanto con i compagni a destra e a sinistra con il portiere, e il portiere spesso fa il traversone. Cosa succede domani? Prima vi voglio chiedere se siete d'accordo con questo Biol che fa il regista. Secondo, cosa succede domani se il Milan, con i giocatori che ha, sale un attimino e saremo molto in crisi a sviluppare il gioco. La mia paura è anche, ha detto bene Andre, io sono d'accordo con lui, la mia paura è che il Milan, cioè se noi facciamo la classica partita tendista, aspettando il Milan, un po' come siamo andati a Roma, aspettare la Roma, come abbiamo aspettato l'Inter, prendi gol prima o poi, perché cioè, effettivamente vuoi tutto quello che vuoi del Milan, però ha qualità dal punto di vista offensivo, quindi secondo me il Milan lo metti in difficoltà quando lo attacchi, perché dietro concede parecchio, perché non sono proprio così granitici dietro il Milan, però se tu li aspetti e ti fai prendere basso, passa la solita partita dove fanno loro, o ti va bene come l'anno scorso che reggi l'urto, trovi diciamo l'episodio che ti fa fare gol l'anno scorso, il gol di Pereira, se no è davvero difficile venire fuori con punti. Per questo ti dico, per me l'Udinese, se vuol fare un cambio, se vuol fare effettivamente un salto di qualità, deve avere il coraggio anche in queste partite che sembrano difficili, con avversari che hanno qualità maggiore alle tue, andare a giocare alti e fare la tua partita aggressiva, come è stato il secondo tempo di Parma, come anche parzialmente è stato il secondo tempo di Lecce, come sono stati altro tipo di partite, perché se tu vai lì, aspetti il Milan chiuso dietro con Luca dietro la nostra linea di metà campo, è ovvio che il Milan prima o poi l'episodio, il gol lo trova. Cioè, o succede come l'anno scorso con Cioffi, che praticamente metti il bus, tu esatto. Scendi dal bus, esatto. come esatto. si chiama? Livio, l'autista, ti lascia il volante, entri dentro San Siro, lo parcheggi davanti alla porta. Con Silvestri miracoloso tra l'altro in quella partita, o se no non ti va sempre bene, esatto. Quello è un po' la paura anche nell'impostare una partita, ma a livello mentale, no? A livello di approccio, eccetera, eccetera, no? Vi aspettate un'Udinese aggressiva, un'Udinese che va a attaccare anche conscia della situazione in classifica al Milan? Oppure, visto l'ambiente, visto tutto e visto come si è comportato con le altre big, perché ha già avuto la Lazio, la Roma e l'Inter, sono 3 partite in 3 situazioni completamente diverse, cambierà un po'. Scusami, ma ti avrà insegnato qualcosa andare? Esatto. Noi eravamo a Roma, per quello ti dico, a Roma, io mi aspetto... quella domenica lì stavamo a casa, era meglio. Esatto. Ma il discorso è che ti avrà insegnato qualcosa, avrà capito Runec, ma può guardare tutte le partite di Cioffi, di Sottil, di Gotti, può tornare indietro ancora prima, a chi c'era ancora prima,
quelle partite che tu vai ad aspettarle, le grandi, stai lì chiusotto dietro, Perdi. o sei veramente preciso e perfetto dietro, noi purtroppo quest'anno non lo siamo, perché effettivamente dietro non siamo così No. precisi, puliti e perfetti. Se no, ragazzi, cioè alla prima cagata che fai e nell'arco di 90 minuti, abbiamo visto 1000 volte, la fai, prendi gol e poi è finita, perché è difficile ribaltarla. Cioè, hai visto con la Roma, no? Siamo andati a un passo da riaprire con Thauvin, ma quanto è difficile No, poi sei al 65esimo con effettivamente un tiro. trovare, Sì. quanto è difficile ribaltarla contro una grande fuori casa. Cioè, io secondo me il Milan lo metti in difficoltà se lo prendi in maniera aggressiva, perché il Milan dietro concede. Come abbiamo fatto, scusa, se Vai. le ricalcherei l'esempio della partita con la Lazio, che mi è piaciuta particolarmente, cioè dove l'Udinese aggrediva l'avversario, indipendentemente dagli uomini. Se no, sono assolutamente d'accordo con Stefano. Ale? È difficile però. Cioè, Runjaic può dire qualsiasi cosa ai giocatori negli spogliatoi, però esci e sei a San Siro. Cioè, esci dal tunnel e li trovi a San Siro. Quindi io capisco che sia Appena ti trovi mentalmente... Sulla carta sia... le gambe già ti fanno già Lo come spogliatoio è una cosa, uscire e calcare il prato di San Siro è un'altra. È vero il Milan, è vero che siamo più avanti noi in classifica e quant'altro. Vediamo, questa è una prova di maturità. Non staremo tutta la stagione nelle prime 5. Perché no? Non ci credo. credo. Mi piacerebbe, ma non ci credo. Però questa è una prova di maturità per vedere se possiamo stare tra le prime 7, 8, 9. Vediamo. Perché punti in partite del genere li fai se hai un giochi determinato così. approccio. Vediamo se... Io condivido il tuo ragionamento, perché poi io, se vado a vedere gli impegni del mese di ottobre, dico, le partite da vincere assolutamente sono le due successive. Cioè, sono contro Cagliari e Venezia. Quelle sono le due partite dove devi fare 6 punti. Quindi col Milan, ma gioca spensierato, ma gioca spregiudicato anche. Che anche se perdi 1-0, passatemi il termine, giocando, ci può stare contro il Milan. Cioè, nessuno ti metterà mai ferro e fuoco la casa perché hai perso 1-0 col Milan facendo la partita o provando ad attaccare con coraggio. Quindi è proprio l'occasione migliore. Tu sei sulle ali dell'entusiasmo, incontriamo un Milan ferito, come abbiamo detto prima, di provare a rischiare. Poi, mal che vada, hai 2 partite molto più abbordabili, contro prima il Cagliari in casa e poi a Venezia, al Penzo, contro gli arancione-roverdi, in cui hai le occasioni dove devi per forza far punti. Quindi secondo me col Milan devi far punti, sì, sarebbe bello tornare a casa con punti, dovresti secondo me, anche vista la situazione delle due squadre, tornare a casa con punti, però torna a casa con punti provandoci. Sì. Perché anche se torni a casa con 0 non è un problema. No, cioè, per far capire quello che pensiamo, perché penso siamo tutti allineati, non è che andiamo lì a dire facciamo una partita tutti all'attacco, cioè, bisogna essere guardinghi, attenti, non concedere, perché sappiamo in generale che bisogna andare a Milano e fare una partita attenta, ma questo non vuol dire che attendere vuol dire non giocare, cioè attendere vuol dire essere bravi in difesa quando il Milan attacca, poi quando il Milan ti concede devi andare con coraggio, alzarti, perché anche povero Luca, che spesso in queste partite esce col 5 in pagella, perché purtroppo la conseguenza di tutto ciò è che lui non tocca un pallone, ne risente il primo a risentirne. Se lo lasci là davanti, preso tra i due centrali, cosa può fare lo stesso Luca da solo? Quindi bisogna accompagnare tutti l'azione e far salire la squadra, ma lo deve fare, ti dico, questo atteggiamento deve partendo da Biol, cioè il ruolo del difensore centrale in una squadra secondo me è molto emblematico di questo ragionamento, perché è la linea difensiva che alza tutti gli altri, quindi Biol deve avere il coraggio di portare su tutti i compagni, perché se no, se ci schiacciamo troppo indietro e lasciamo il solo Luca davanti, magari con Iker Bravo che ruota attorno, effettivamente per loro diventa molto difficile inventarsi qualcosa, cioè o hai Thauvin veramente che inventa dal nulla una gran giocata, però per loro, che sono due giocatori anche con caratteristiche diverse da Thauvin, diventa molto complicato. Secondo me bisogna andare a fare una partita coraggiosa, con la linea alta, rischiando di prendersi magari alle spalle la corsa di Pulisic e di Leao, perché può capitare lancio lungo a saltare, scavalcare le linee, però io credo che sia il modo per fare un altro tipo di partita, un altro tipo di atteggiamento, provare ad andare effettivamente a far male. Anche perché il gioco è abbastanza, il gioco del calcio è abbastanza semplice. Cosa voglio dire?
per Lucca, che spesso è isolato, perché fa sportellate ma è anche povero, è isolato, bisogna giocare sulle fasce. Devi far giocare sulle fasce, gli fai il traversone, che è la cosa di cui ha bisogno, perché di testa è eccezionale, e mi ricordo un po', per fare un paragone, il Birov di una volta, però se tu non alzi la squadra e non ti proponi, non riuscirai ad attaccare la squadra avversaria facendo un lancio per la nostra punta. Se ti abbassi e attendi, poi noi vediamo che ultimamente, almeno quest'anno, noi giochiamo tanto per vie centrali, quindi il povero Lucca, oltre ad essere da solo, ha anche poche opportunità. Poi quello che hai detto è molto vero, perché l'Udinese è la squadra che segna più di testa in Serie A, è la squadra che assieme al Milan effettua più cross in Serie A e anche più cross riusciti, quindi anche quello che dicevi tu, il gioco sulle fasce per valorizzare Lucca è una cosa che Nunez sta pensando, a cui sta lavorando, e però a livello nazionale, secondo me, proprio per questo puoi andare anche a fare questo tipo di partite qua, perché a livello nazionale tutti dicono che questa è la partita che il Milan sfrutta per ritornare in gareggiata, no? E Sì, perché a livello nazionale noi non mi ha contiamo. fatto specie, Al di là di infatti, questo. il commento di Herbert che fa: ragazzi, la vittoria dell'Udinese è quotata 8,5, che è una cifra molto alta per chi fosse esperto, no? Perché vuol dire che sono 8 punti percentuali rispetto magari al Milan, che adesso non so, perché dovrei andare a controllare, però sarà molto, sarà un ottavo più o meno come Granizza. Quindi questo fa capire che proprio l'opinione generale è che questa Vittima sacrificale. è la classica partita che il Milan vince per riportarsi in auge. È chiaro. No? Se poi si vince, sarà il Milan che perde, non sarà l'Udinese che vince. Abbiamo visto questo film centinaia di volte. E quindi a maggior ragione puoi rischiare, perché tanto nessuno se l'aspetta. Però guardando veramente al passato, alle tante partite con le big buttate via già negli spogliatoi, non puoi pensare di andare così. Tranne che con Cioffi, perché con Cioffi si vinceva solo con le big, sì. Solo in trasferta però e mai. Io mi ricordo l'anno scorso con 4-0 a Napoli, dove tutti dietro, aspetti cosa? Prendi 4 pere alla fine. Sì, per far che? Cioè, meglio, come dici tu, uscire sconfitti giocando, provando a giocare, e poi vince il migliore, perché se effettivamente il Milan ha più qualità, vincerà. Però, ma non andare lì ad aspettare. Ma cosa aspetti? Nel calcio moderno non funziona più quella cosa lì. Cioè, non puoi andare a fare una partita di catenaccio, se no effettivamente dovresti avere le caratteristiche per quel calcio lì, che noi non abbiamo, perché puliti tanto dietro non lo siamo. Sono già un po' più tranquillo che ritorna Giannetti. Anche se Touré tutto sommato col Lecce ha fatto anche bene, però effettivamente non puoi andare a pretendere di aspettare il Milan e ti va bene, cioè, la vedo effettivamente da 8,5 la quota se vai lì a fare la partita che aspetti il Milan. Mi auguro che Nunez, che era venuto qui con l'idea di cambiare l'Udinese, no? Di portare un calcio diverso, di portare un calcio più offensivo, di portare una transizione palla a terra sempre, di portare anche più uomini in attacco, mantenga questo suo ideale, mantenga questa sua filosofia di calcio, mantenga quello che è anche stato il suo passato e non si snaturi per fare un 3-5-2 anonimo tutti dietro. Glielo chiedo per piacere. Ma secondo me anche la situazione in cui siamo ce lo permette, perché catenaccio e bus significano un punto se ti va bene, 0 se ti va male. Nella situazione in cui siamo di classifica e avendo davanti 2 sfide con Cagliari e Venezia, che non saranno in questo caso scontri che poi magari per la fine dell'anno saranno scontri diretti, chissà. Però per la situazione in cui siamo non sono scontri in cui se non vinci rischi troppo, no? Quindi secondo me non ci sarà quella situazione in cui ci sarà il catenaccio perché hai perso le ultime 3 partite, vai a Milano, è vero che il Milan ma hai bisogno di punti perché sei messo male. Secondo me ce la giocheremo abbastanza a viso aperto, ci saranno tutti i fattori mentali del caso, ma secondo me se il momento è questo per giocarsi a viso aperto. E allora sai che momento è arrivato? È arrivato il momento di fare i pronostici, perché ci stiamo girando attorno a tanto. Prima di farli, per aiutarvi, vi butto una coincidenza. Una coincidenza con questa persona qui, che magari qualcuno di voi non si ricorda neanche più chi è. No, mi ricordo. Come si chiama? Ale lo sa? Andrea? No. Non è Abate. Vediamo se dalla chat qualcuno indovina. Questa persona è un ex giocatore di Serie A che ha giocato tanti anni in Serie A. Sì. Stefano non se lo ricorda. No, me lo aspetta, il nome. No, l'ho già visto, ma Andrea niente, non è Abate. Abate tra l'altro sta facendo benissimo la terra. Croato, no? Era? Non è croato, ma è
vicino a noi come zona, ok. Sloveno. Come Vi cavolo? dico la squadra in cui giocava prima, perché ovviamente No, secondo me del Genoa. sì, ma in particolare c'è una grande squadra, ecco, Rebic no, c'è una grande squadra che qualcuno si ricorda, che è il grande Chievo, e lui era il Sì, sì. trequartista con la maglia numero 23, mancino di piede, Che tra educatissimo. l'altro doveva venire a Udine anche, pensa a te, gli Sì. incroci. Si chiama come Mazzarri, così per dare un'info. Oh mamma mia, come si chiamava questo Sloveno, vecchio? l'hanno indovinato in chat, signori, complimenti. Sì, a sì, sì, Timone no, Birsa. Walter Walter Birsa. Birsa, sì, doveva venire, pensate, a Udine tante volte dal Chievo. No, cosa abbiamo perso? No, mi ricordo una partita che siamo riusciti a vincere là, forse quell'anno lì, con Birsa? Era uno dei Milan peggiori che ho mai visto, forse con Bonucci, l'anno di No, Bonucci. sì, No, questo è 5 l'anno? no, Birsa non giocava Tanto più prima? sì, sì. Quindi? Qual è la coincidenza? Sosta nazionali, il Milan perde, l'Udinese vince, arriva la sosta nazionale, siamo nel 2013. Ok, sosta nazionali, appena conclusa la giornata, c'è l'8ª, ok? 8ª giornata come quest'anno. C'è Milan-Udinese, come quest'anno, si gioca Perché fai buffa? sabato Perché fai la voce di 19 buffa? ottobre a San Siro. E com'è finita? L'Udinese arriva a San Siro con 2 punti di vantaggio rispetto al Milan, come in questa occasione. 2 punti di vantaggio rispetto al Milan. Lo chiamavano come lo chiamavano? Lo chiamavano il Luca Toni di Maribor. No, sto inventando. Comunque, questo perché? Per dir cosa? Che c'è già stata una coincidenza molto simile. E quella partita lì del 2013-2014 Se ce lo racconti col tono di buffa veniva meglio. finì? Quanto finì? Non può dirlo. No, non posso. Finì 1-0 con gol proprio di quest'uomo qui. che 1-0 brutta, vero, Milan, gol di vero, Birsa, brutta, me la ricordo. con proprio il gol di Un quest'uomo gol tipo, qui. ma un gran gol tra l'altro fece sto qua. Infatti era impazzito, Sì. era diventato il Tony Mi di pare un Maribor. gol tipo una botta da distanza. Quindi per quello vi dico occhio, perché erano le situazioni simili, tutto quello che abbiamo detto oggi era già successo nel 2013, eppure gli esperti in numerologia diranno occhio. Siccome io non sono esperto, vi chiedo il pronostico della partita. Vai pronostico, Andrea. Devo essere sincero Dai. o devo dire quello che spero? No, dai, da tifoso dell'Inter, lì che sei di Inter. 2-0 per il Milan. Spero di sbagliarmi. 2-0 per il Milan con protagonisti? Leao, doppietta. Che da subentrato arriva e dice faccio doppietta e zitti tutti. Sarebbe una bella storia per la Gazzetta. Sì. Under che vende copie alla Gazzetta così, gratuite, regala titoli, regala spunti. Ale. Io andrei 2-1/1-1. E non lo so perché, ma Stefano mi ha convinto. Secondo me Iker Bravo col golletto Lo fa lui. ci scappa oggi, domani. Sì. Personalità, sarebbe un gol di personalità a San Siro. Qua arriva il bomber. Sono convinto che Fonseca non arriva a Natale, o prima o dopo lo fanno fuori. Udine potrebbe essere un crocevia, un'occasione ghiotta per i manipolatori dello spogliatoio rossonero per farlo saltare. Quindi ti dico Udinese che vince 1-0 o 2-1. Vince l'Udinese e anche secondo me segna Luca. Se facciamo 2-1, dai, 2-1. 2-0 Udinese, poi il Milan segna nel finale ma fallisce la rimonta. Fischi di San Siro cacciano Fonseca, col Blues vediamo, che ne so, un secondo allenatore e dopo prendono Allegri, lo butto lì e mettono Cioffi. libero. 2-1 Luca più Iker Bravo. Ok, Stefano dice da tifoso si vince, da neutrale si stravince, quindi c'è un altro ottimista come te. Io purtroppo, secondo me, per 0-3 dice Herbert, quindi arrivano tanto entusiasmo, bello vedere. Sì, Herbert che non è proprio primo degli ottimisti. Esatto, che Ciao, dica, Herbert. che dica 0-3 vuol dire che anche lui ci crede. Io dico 2-1 Milan. Secondo me è la partita. Secondo me è la partita che in qualche modo il Milan non perde.
Ma perché? Allora, tu E tu chi vuol domani capire, vieni a San capisca Siro. perché lo Perché dico. fai il gufo? Stai a casa, Ma allora basta dovevo stare a guffare. casa anch'io? 2 Sono guffate, sempre gufi. rimasto pessimista. buttateli giù dalla corriera. Sempre rimasto pessimista. Finora è andata bene perché devo cambiare la mia linea. Rimango così. È da preoccuparsi se lui dice così, perché Sì, no, ma sarà che è vestito da Milan. lui, no? Io mi son vestito lui ha apposta. creduto alla salvezza dell'Udinese anche quando stavamo tornando da Raccontalo, Verona. raccontalo. Anche Che quando tu, stavamo... Ma che sì, tu stai l'avevamo già facendo detto. la Vabbè, ma lista. per Andrea saremmo retrocessi 8 anni Sì, fa. Andrea, Sì, beh. dovevamo andare a Reggio Emilia, quindi mi fa sì, allora Cittadella non sono mai stato, Castelmai Stabia non sono mai stato. No, facevi la Juve lista- Stabia, stavo sì, dicendo, beh facevi dai, la Udinese, lista e Juve fai- Stabia. Ma ottimismo. aspetta, adesso ti racconto una bella su Andrea. No? Allora, Andrea lo conosco ormai da una decade. Allora, penso dagli ultimi 10 anni mi diceva no, basta, non Sì, faccio è più vero, l'abbonamento, è vero, è vero. non mi vedi più, non vengo più in trasferta, no, non vedo più l'Udinese, basta, no, basta. Eppure è sempre qua, perché siamo malati di sta cosa. Vero, è vero. È una malattia. Sono malato, non ce la faccio. È vero. Ha provato a disintossicarsi. Io vi faccio l'esempio, quando hanno giocato a Roma, che voi eravate andati, e io ero a Lignano con mia moglie, e io ho cercato un bar e l'ho Per vederla. trovato per vedere la partita, ma purtroppo sono sempre di meno, ma alla fine l'ho trovato. Perché è veramente una malattia. Chiudo. Esodo a San Siro, noi portiamo 51 persone a San Siro, esodo anche a Venezia dove porteremo 100 persone. Ma si sa quanti saremo a San Siro? Circa 500, Circa 500. circa almeno 500 tra Corriere e Chi si fa il weekend a Milano. chi si viene in autonomia, gli ultras e tutto. Quindi che questo entusiasmo sia contagioso, che la squadra se vada a giocare alla grande. Ma che ce frega, perché la vita è proprio questo, perché Vabbè, chi se ne frega, è importante che vinca l'Udinese. Cioè, è questo Chiaro, l'importante nella ma chi vita, se ne no? frega del resto? Ma basta anche il Milan. Domani, i primi 10 minuti, quarto d'ora, io ho sempre visto da 40 anni di più, 45, no, 48, che seguo l'Udinese, e pensa che vecchio sono. I primi 10 minuti ti fanno capire cosa fare all'Udinese, perché io ho sempre visto che se l'Udinese parte bene, non perde. Se l'Udinese parte che gioca male o in difficoltà... Perché anche a Parma siamo partiti bene, poi siamo andati sotto 2-0, però anche sotto 2-0 dicevamo, io la portiamo fuori, non è possibile, non è giusto. E secondo me sta tutto lì, non perdere la partita negli spogliatoi, perché non avrebbe senso. Sei secondo, quel che è terzo, quel che siamo, ma vattela a giocare col Milan, dai. Speriamo. Non è più il Milan. Allora, io mi ricordo tanti anni fa, quando si andava a San Siro ed effettivamente, quando vedevi Nesta e Maldini e Stam e Seedorf e Pirlo, Kakà e quell'altro ancora, dicevi, portarla fuori. Mi ricordo l'Udinese di Sanchez di Natale, 4-4, ti ricordi quella partita che meritava l'Udinese in tutti i modi, ma Ibra con grande aiuto dell'arbitro fa 4-4, però dicevi, più di così, ma questi erano forti veramente, no? Ma quest'anno il Milan, insomma, sono forti, però negli ultimi non mi anni o spaventerei. con Rebic o con Ibrahimovic sono sempre battuto o pareggiato veramente nei minuti di recupero. Siamo stati anche sfortunati. Io penso che anche con le grandi abbiamo pagato dazio, dai. Ma anche con la stessa Inter, Cioè, l'Inter ha fatto una vittorina contro di noi, sì, 2 gol mi ha regalati noi. Il primo non ti dico. Quindi, cioè, con le big bisogna avere coraggio, perché le big dopo, soprattutto sono momenti di difficoltà, come arriva il Milan con l'Udinese, basta un attimo, che poi cerco di giustificarmi per la squadra, visto che non c'è Thauvin, domani sono un po' pessimista, però sono convinto che con Thauvin e con Sanchez il livello della squadra salirà e non di poco, e sono convinto che ce la giochiamo nei primi 7 posti, però con quei 2 giocatori lì. Sì, ma anche perché a livello mentale quei 2 lì non hanno Detta da Andrea vale come, non so. Vale come una Champions. Però dico, non hanno paura. Cioè, sei Iker Bravo, no? Allora, Iker Bravo ha giocato nel Real Madrid, no? A B, A, quel che è stato. Però, insomma, non è che arriva dalla Manzanese, no? O dal Butrio, Gran squadra Manzanese. dove ho giocato io. Nel senso, cioè,
è un grandissimo cioè, devi toglierti, non penso aver paura. Io i giovani, per quello, la sfrontatezza dei giovani, è per questo che farei giocare Iker Bravo, perché questo qua non ha paura, vuole andare al mondiale in 2 anni, no? Ha detto, ti ricordi la prima volta che va al mondiale in 2 anni, devi far gol a San Siro. Invece vi dico cosa penso io di domani. Domani, siccome chiaramente lui li vede in allenamento e mi sembra che il nostro allenatore ha già i suoi giocatori, diciamo, preferiti, è brutto da dire. Funzionali. Bravo, al suo gioco. Secondo me domani davanti ci saranno Brenner e Luca e giochiamo col 3-5-2. Poi magari sbaglio, ma la vedo più così. Alan Wish, ma e magari Rui Modesto sulla destra, la butto a... È esagerato. Beh sì, quello non sarebbe male. Perché non gioca mai sto ragazzo che... Non è pronto al gioco di Runjac, perché fisicamente non ha nessun problema, quindi non è pronto, semplicemente probabilmente Izibue gli dà più garanzie. Io penso anche per un discorso di equilibrio. Magari domani, se a San Siro l'ultima volta sai chi ha fatto la partita? E Boselli. Magari domani fa una partita matta e Izibue. E Leao da quel lato lì. O Okafor, perché occhio, perché Fonseca è arrabbiato, quindi può far giocare Okafor per punizione a Leao, che se lo meriterebbe perché basta fare il bambino. A 25 anni però, può anche smettere di fare il bambino, dal mio punto di vista. Però se vuole che gli ruoti tutto contro, toglie Leao. Cosa sta succedendo no, ovvio, sono questioni in casa Milan, però è chiaro che se ogni volta c'è un problema al Leao, cioè preferisco un Kvara che sta zitto e lavora. Da simpatico, da simpatizzante di Leao. No, anche a me piace un sacco, per quello mi dà fastidio. Però perché è forte, cioè per spaccare il mondo. È quello che mi dà fastidio. Meno male che ci sono queste cose qui. Se fosse effettivamente top level, cioè è un top level, anche perché c'è una scarsità di giocatori forti che riescono a creare qualcosa nel calcio di oggi moderno per X motivi, ma se fosse veramente quella cosa là non stava neanche al Milan. No, ma ci sono i giocatori così, no? Ci sono i giocatori così, ma lui è un giocatore, forse vado di paragone che sembra una cagata, ma è la Cassano, cioè è forte, tecnicamente è superiore a molti altri, di corsa superiore a molti altri, ma quello è il suo paradigma, cioè arriva lì perché mentalmente il grande campione, il grandissimo campione ha un altro tipo di testa e di atteggiamento. Lei ha un giocatore bellissimo da vedere a volte, divertentissimo, gioca col sorriso, cioè quando accelera non ti tiene, anche in nazionale ha fatto una cosa pazzesca, però poi quello lì è il suo limite, boom, arriva lì. Ma mi auguro di essere smentito, perché avremo bisogno di giocatori così. Speriamo che domani continui a fare il Leao che conosciamo e che entri in campo magari dopo, e siccome ha bisticciato un pochettino col mister, giochi pigro, bravo, ma guarda che col piedino all'indietro. L'anno scorso chiedi a Dale, quando eravamo a San Siro, sembrava che ogni volta arrivasse la palla a Leao, ti ricordi? Avevamo l'impressione che potesse veramente sfondare volta per volta, eppure poi è il tacchetto, è il tiretto di piattino, è la corsa in meno. Questa cosa qua portò il Milan a perdere. Cioè, il Milan ha vinto lo scudetto 3 anni fa, Leao è migliorato in questi 3 anni? No, è sempre Leao di 3 anni fa, e quindi secondo me non è un campione. Ma mi dà fastidio perché per potenzialità ce l'avrebbe le potenzialità per diventare un campione, però se in 3 anni è così e ogni volta il problema è Leao o di chi deve gestire Leao. A proposito di campioni inespressi, non hai già capito? Sì, no. Ditemi la vostra opinione, se ci credete, di Balotelli al Genoa. Mario è il mio punto debole. Mario è l'ultimo giocatore di calcio di cui sono affascinato, no? Che siete simili. Non mi frega niente. Qua c'era chi sa che esatto. frequenta il nostro studio, sa che c'è la maglia di Mario Balotelli. Mi auguro proprio che torni in Serie A. Secondo me, per il tipo di giocatore che è, a livello di qualità, anche a 34 anni può giocare in Serie A. Poi puoi dire ha sprecato la carriera, la testa non era quella. Ha anche, secondo me, pagato tanto Mario, perché è stato bombardato tutta la vita. Cioè non gliel'hanno mai resa facile. No. Cioè, anche a livello mediatico, a livello di tutto, ha pagato tanto. Perché posso dire una cosa che è la verità, perché poi è inutile. Vai, difendilo. No, è vero. Se non fosse stato nero Balotelli, no? È vero, se non fosse stato nero non gliel'avrebbero fatta così pesante tutta la vita, perché certi atteggiamenti, è vero che Mario Balotelli, ma guarda che ha avuto una vita privata tutto sommato normale per un calciatore, ha avuto atteggiamenti, sì, le bambinate di Balotelli, ma ne ho visti anche tanti altri fare peggio,
cioè alla fine non gliel'hanno mai perdonata nessuna minima cosa, è sempre stato lui il capro espiatorio di tutte le colpe Mario Balotelli, cioè quindi poteva fare di più, sì, avrebbe dovuto con le potenzialità che avere, con un pizzico di testa in più, di convinzione in più, andare oltre, però guarda che gli hanno avuto sempre tutti contro Mario Balotelli, te lo dico io, per Sì, quello ma ci credi che vada a Genova? È un affare che si farà? Ma cosa, a 34 anni, è padre di 2 volte, ma cosa vuoi che vada a rompere lo spogliatoio? Ma, cioè, io guarda, ho avuto l'occasione di parlare con Diao, sai che ha giocato con Balotelli, non mi ha raccontato del fatto di un Nessuno ha mai raccontato male di Balotelli, come sì, a parte uomo... Chiellini, a parte qualcuno. Nessuno ha mai raccontato male di Balotelli. È chiaro che Balotelli, giusto così per uscire fuori dal tema, ma perché era stato anche un po' chiacchierato in orbita udinese, ti ricordi? Sì, in estate, a gennaio, scorso. quando mancavano i gol dell'attaccante, dice cavolo, però Balotelli, cioè, è chiaro che è un giocatore che per potenzialità in questa Serie A, che è povera di talento, poverissima di talento, Balotelli 15 minuti finali, togli Pinamonti, il Genoa mette Balotelli, può essere di Pinamonti, gli capita una punizione, calcio da fermo, la butta dentro, cioè capito, ha le capacità per giocare in Serie A 15-20 minuti, sarà il Davis del Genoa, no, dai. Certo, però sai, l'unica cosa che Balotelli ormai, che la sua epoca è finita a 34 anni, cioè classe 90 va per i 35 ed ricordiamoci è finita, che qualcuno veramente. che va che per 36 ce l'abbiamo noi, si chiama Sanchez. Sì, ma quindi... Sanchez arriva a Udine in un altro modo. Sì, è un po' anche il modo in cui arriva. Mario non puoi pensare, come ho letto da qualcuno, si riscatta, va al Genoa, va a questa nazionale. No, Mario è già andata, cioè la sua carriera è già passata, è già finita, può solo andare a chiudere bene. Sì, io volevo dire perché questo. se lo meriterebbe. È brutto chiudere a svincolato Balotelli, dai, cioè chiuso senza nessuno. No, dai. Non, guarda, vedo veramente. Ti faccio una provocazione per chiudere. Così. Lo prenderesti a uno, magari? Ma non verrà. All'Udinese. Ma adesso non serve. All'Udinese. No, ti faccio serve. sta provocazione. All'Udinese. Adesso non serve. Adesso non serve. Ma io l'avrei voluto. A gennaio, se devo essere sincero, l'avrei preso. Sarei andato a prenderlo io scorso con non la mia macchina. Non avevi l'attacco. Ma sai anche perché, secondo me, in un ambiente diverso, sano, lontano. Lontano anche dai riflettori, dalle cagate, dei media nazionali. Secondo me Mario avrebbe avuto bisogno di una cosa così. Secondo me, in una città, in questo ambiente come Udine, dove anche la gente ti lascia vivere, dove sarebbe stato l'ambiente serio, dove lui si trova già bene in Friuli. Faceva bene. Sono d'accordo con te. Quindi il grande what if da Crea Balotelli è: se fosse stato a Udine? Se fosse stato a Udine sarebbe al suo non tornava Sanchez campionato. Non tornava Sanchez perché avevi già il talento. Te la lancio così, esagerate, sto esagerando. Ma no, prendevamo anche Sanchez e miravamo alla Champions. Dov'è Sanchez, Balotelli 7 anni fa e vinciamo lo scudetto. No, adesso stiamo divagando, dai. Cioè, ragazzi. Povero Ale, qua che dice, ma cosa stanno dicendo questo? Vi saluto, è stato un piacere. Ciao a tutti, buon weekend di sport. Faccio così, Udinese, Apu, CDA, insomma ce n'è, Web, Eagles Futsal, chi ne ha più ne metta, dilettanti, c'è il derby, Charlins, Chions, Brian, Brignano, Charlins, c'è di tutto, sempre e solo su tutto Udinese. Con un po' di coraggio. Ciao a tutti, buon weekend. Ciao a tutti. Nuova puntata di Warm Up ed eccoci tornati, un'altra puntata di Warm Up. È l'ora di iniziare con Warm Up, l'Udinese sta per giocare, gli avversari li studiamo, le formazioni già pronte, tra tattiche tu seguiamo ogni fronte. Stefano Alessandro vi portano al centro, dove ogni dettaglio diventa un evento, le parole del mister, l'ultima dai campi per la sfida imminente che accende gli animi rampanti. La tensione si alza, l'adrenalina sale. Warm up è la miccia che accende ogni finale. Ti pronti a vivere l'istante decisivo, con l'Udinese in campo, lo spettacolo è esplosivo. La tensione si
alza, l'adrenalina sale, warm up è la miccia che accende ogni finale, tutti pronti a vivere,